troppi furti, troppi furti. È un problema grosso. Non si sa più come difendersi. Non si può difendersi in questa maniera. Non c'è tregua a Mogliano, su cui da qualche giorno i ladri hanno puntato gli occhi andando a segno con una serie di furti ai danni non solo di abitazioni private, ma soprattutto di esercizi commerciali. A essere presa di mira anche Galleria Avogadro, uno scorcio caratteristico e curato che si trova tra il Terraglio e la piazza centrale. Qui hanno spaccato, hanno cambiato tutta la vetrina, poi hanno spaccato lì dove c'è l'agenzia, no, dove vendono telefonini, poi hanno spaccato il fondo in là, vedi? Sono andati a rubare. Dopo quel palazzo là. Abbiamo tutti paura, dappertutto abbiamo paura, perché ci chiudiamo dentro presto la sera, perché c'è paura, insomma. L'ultimo furto in ordine di tempo è quello andato a segno ai danni della caffetteria. Dopo 3 tentativi falliti segnalati alle forze dell'ordine, i ladri sono riusciti a forzare la porta e a raccogliere tutto quello che era all'interno dello stabile. La mattina, quando sono arrivato, praticamente ho trovato scassinata l'apertura e ho portato via praticamente i soldi dell'incasso che avevo lasciato la sera prima, e erano già 2 o 3 volte che provavano a insistere con l'apertura. Parecchi però ce ne sono, parecchi, però hai paura anche di giorno. Anche di giorno hai paura anche di andare a fare la spesa adesso. Dall'altra parte della strada, in via Grissi, i ladri sono andati a segno all'officina del colore. 4:47 appunto hanno sfondato la vetrina, non riuscendo ad aprire. Inizialmente hanno provato la porta, poi invece mi hanno sfondato la vetrina. Alla titolare non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia alle forze dell'ordine.